qua ad Aiello, non è da molto lontano, arriva da Trieste, il professor Sergio Sgarro, che vorrei un applauso per lui. Andrea Sgarro, sintassi del nel tempo. Questo è il tema che ci tratterà il professore. Grazie. Bene, buongiorno a tutti. Effettivamente è la prima volta ad Aiello e devo dire sono non gnomonista, quindi ringrazio chi ha avuto il coraggio di invitarmi nonostante tutto. E tra le mie 3 affiliazioni non posso non nominare il Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste, e i greci dicevano no, quello che tu vedi è passato. Allora che cosa ci sta davanti? Ci sta il futuro oppure ci sta il passato? Ci sta il futuro come crediamo noi o il passato come credevano gli antichi greci? Ecco già di fronte che avevo appena annunciato. Chi ha ragione? Abbiamo ragione noi o avevano ragione gli antichi greci? Oppure queste 2 visioni del tempo si confondono l'una con l'altra e lasciano tracce nelle lingue che noi parliamo? Allora guardate, dove sta l'asino? L'asino sta davanti al carro, sta prima del carro, sta davanti a noi. Questo è successo prima di adesso, è successo stamattina. È successo stamattina all'alba, quando ho legato l'asino al carro, prima. Se io davanti vedo il futuro, allora il passato mi sta dietro e prima, penso che dovremmo consegnarci, e prima c'è una confusione fra il piano temporale e il piano spaziale. Prima davanti a me, prima dietro di me nel passato, ma gli antichi greci direbbero no, prima davanti a te nel passato, perché quello che noi vediamo davanti a noi è il passato, mica il futuro. Il futuro oggi vuole già di fronte per riuscire a vederlo. Guardate che questa confusione è ben presente in moltissime lingue moderne, d'accordo? In cui in francese avant, devant, spaziale, temporale, in tedesco before, for, in sloveno pre, qui addirittura identico, in romeno înainte, identico, in serbo e croato prie, predo, pried, in persiano pish, qui è identico di nuovo. Possiamo passare a lingue non europee, perfino lì in ebraico kodem kadima è davanti il nome del partito di Netanyahu, in turco önce, assolutamente identico. In tutti i casi dietro nel tempo ma davanti nello spazio, se accettiamo la nostra visione e non la visione degli antichi greci. Dunque le lingue portano dentro di sé il ricordo di modi di vedere il mondo a cui non siamo più così abituati, non ce ne rendiamo neppure conto. Come ci piacerebbe andare indietro nel tempo usando le lingue. Adesso ho un'immagine filologica, se non sbaglio, a cui tengo moltissimo. Ecco, questa è un'immagine assolutamente filologica della Suburra romana, no? Cosa non pagheremmo per sentire parlare alcune di queste persone? Non tanto Cicerone, insomma, che parla per difficile, no, ci piacerebbe le 2 signorine che stanno lì davanti, per esempio, che cosa si dicono, che cosa è nascosto in queste lingue che noi ormai non conosciamo, il latino lo conosciamo bene, però
forse non tanto. Allora, vediamo la prossima. No, ho sbagliato. Ah, eccolo. Questo è il Danubio. Quella che voi vedete è la riva rumena del Danubio. La riva da cui è fatta la fotografia è la riva serba invece, no? La figlia di un mio amico, quando l'ha vista per la prima volta, ha chiesto: ma papà, perché quel signore è così arrabbiato? E effettivamente dicevano tutti i motivi di essere arrabbiato, perché dall'altra parte ci sono ancora i resti archeologici, c'era l'esercito di Traiano che stava per entrare nella Dacia, quindi il povero Decebalo è finito malissimo, no? Allora che cosa è successo? I romani hanno portato anche la loro lingua in Dacia, no? Una parola comunissima in rumeno per quello che è il modo di vivere rumeno attuale è la parola sat, villaggio, molto usata, tanto è vero che viene da una parola molto più lunga, fossatum, che era il fossatum che circondava l'accampamento degli antichi romani. Il vecchietto con cui vi capiterà di parlare è un badrun, che è un veteranus come quelli che avevano portato, a cui Traiano aveva poi dato le terre in premio, no? Veteran, vecchio, per persone, la parola rumena invece vuol dire vecchio, però solo per le cose, è vecchio, che non credo vi sembrerà molto misterioso. Gli elementi costituenti del villaggio sono altrettanto latini: cassa, treastra, massa, mensa, scaun, scagno, perede. Ocoperish, per esempio, sembra strano, non lo è per niente, perché è legato il tetto, è legato al verbo coprire. Quindi tutti questi termini sono ultra latini, d'accordo? Ecco, vedete, questo è il fossatum nella seconda metà dell'Ottocento in un quadro di Teodoro Mann. Vedete che ci sono i saltatores, c'è una domina, oggi qua con il filius, oggi fiu, che è un moderno, quindi questo è l'antico accampamento latino. Però quando l'accampamento latino comincia a diventare qualcosa di un po' impegnativo, non è più fatto di legno, cominciano a comparire parole, soprattutto slave. No? Chi di voi sa lo sloveno non si stupirà che muro in rumeno significa zi. Ma poi diventano cose ancora più ambiziose quando la casa diventa veramente accogliente. Per esempio il Gian, che è il vetro della finestra, un pervas, che è il davanzale, perdeate la tenda, sono tutte parole entrate in Romania con i turchi o con i greci, che in realtà ovviamente, essendo parole che si riferiscono a un modo di vivere raffinato, non sono turche ma sono persiane, sono i turchi che le hanno prese a prestito. Allora, il lessico di base rumeno è iperlatino, ma parole slave sono entrate perfino a quello che è il santuario del lessico di base. Di nuovo, chi di voi sa lo sloveno non si stupirà che amare si dica iubi, priete sia un amico, bogat sia ricco, bollato voglia dire malato, d'accordo? Quindi ci sono delle macchie. Se però incaponite di studiare la lingua rumena, naturalmente vi imbattete nella grammatica rumena e lì rimarrete proprio sorpresi, perché la grammatica rumena ci sembra perfino arcaica, a partire dal fatto che è molto povera, ma ci sono ancora le declinazioni, no? Per cui ho fatta vuol dire una ragazza, un intendere vuol dire di una ragazza. La parola purtroppo deriva dal latino ferrum, che sarebbe detto, no? Che ho fatto, non fosse una fatti italiani, è un ferrum. Le influenze slave, viceversa, sulla sintassi, sulla grammatica, le regole di grammatica rumena, sono pressoché nulle, quindi sono pesanti sul lessico, ma sono pressoché nulle sulla sintassi. Qualcosa di strano in realtà avevano torto, diciamo, si può usare anche il punto sintattico. Allora qui come matematico, prima di concludere, volevo semplicemente esprimermi la mia enorme ammirazione per i coreani.
sopra c'è un testo in giapponese che usa gli ideogrammi. I giapponesi avevano il senso di inferiorità nei riguardi della grande cultura cinese, per cui hanno introdotto gli ideogrammi nella loro lingua. Purtroppo gli ideogrammi e la lingua giapponese non vanno affatto bene assieme, per cui l'uso degli ideogrammi è un esercizio sadomaso di cui sembra solo i giapponesi siano capaci. Guardate come sono astuti invece i coreani, che avevano lo stesso senso di inferiorità nei riguardi della grande cultura cinese. Hanno un normale alfabeto letterale, inseriscono le lettere una dentro l'altra in maniera che sembrino ideogrammi e dopodiché scrivono i loro testi in quello che non gli crea nessun complesso di colpa nei riguardi dei cinesi e che contemporaneamente gli permette di scrivere e leggere senza problemi pazzeschi. Se, non so, a Londra magari c'è un ristorante cinese e un ristorante giapponese e vicino un ristorante coreano, guardando i cosiddetti ideogrammi coreani, vi accorgete che sono un pochino troppo geometrici rispetto a quelli del ristorante giapponese, perché non sono ideogrammi per niente, no? Quindi nel matematico la via più breve, la via più semplice che ci conduce alla mente, quella che mi piace di più, deve essere legata al rasoio di Ockham, quindi bravi coreani. E con questo, nelle 4 lingue della regione, vi ringrazio.